70.000 denunce di infortuni sul lavoro in un solo anno in Veneto, 79 i lavoratori che hanno perso la vita nel 2024. Edilizia e logistica i settori maggiormente esposti al rischio, e anche se i dati che riguardano la nostra regione sono inferiori alla media nazionale, resta urgente il tema della sicurezza. Alla Tergas di Noventa di Piave c'erano aziende, istituzioni, lavoratori e tecnici ad Armonia in Pratica, 2 giorni di incontri con esperti e prove pratiche dedicati a formazione e prevenzione. L'evento, promosso da Armonia, società di consulenza, con Confapi Venezia e App Industria Servizi. La sicurezza del lavoro deve essere in primo luogo non un'esecuzione di adempimenti obbligatori, deve diventare una forma di cultura. E questa prospettiva secondo me è importante perché si parte dall'imprenditore, che è il vertice dell'azienda, e quindi proprio dall'imprenditore si può partire per creare una vera cultura aziendale della sicurezza. Focus sul nuovo accordo Stato-Regioni che, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 maggio, ha reso obbligatoria la formazione anche per i datori di lavoro. Abbiamo avuto una lunga attesa di questo accordo. La lacuna principale che è stata l'obiettivo principale di questo accordo è la formazione dei datori di lavoro. Precedentemente era una grossa mancanza quella che i datori di lavoro, i quali sono i diretti responsabili, i principali responsabili della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, non avessero una formazione sui principi basi di salute e sicurezza e quindi conoscere gli obblighi e la responsabilità. L'attività di controllo sui luoghi di lavoro ha registrato un forte incremento a livello nazionale. Parallelamente è cresciuto anche il numero di violazioni accertate. Tante le criticità riscontrate dallo Spisal. Quando sentiamo il lavoratore che si è infortunato, che parla una lingua estera e noi abbiamo bisogno dell'interprete, ci domandiamo: ma come avrà fatto questo signore ad avere una formazione efficace? Abbiamo riscontrato però un po' in tutti gli infortuni anche una carenza di procedure di sicurezza. Quindi il lavoratore non sa bene come deve lavorare per operare in sicurezza. Quindi faccio una cosa, diciamo, ma non so bene come la devo fare, invento, mi arrangio. Non c'è una procedura, non c'è il rispetto della procedura e quindi l'improvvisazione, quindi l'infortunio. Non basta parlarne, ma come oggi fare delle azioni concrete. Questo anche accordo tra Stato e Regioni ci dà ancora qualcosa in più su cui lavorare, soprattutto perché anche gli imprenditori devono mettersi in prima linea e quindi non possiamo altro che fare un plauso a queste iniziative. L'attività di sensibilizzazione che viene fatta in queste circostanze, ad esempio dalla Confapi, alla quale va i complimenti per l'organizzazione di queste tematiche, di congressi su queste tematiche, è essenziale. Creare dunque una cultura della sicurezza sul lavoro è fondamentale, una responsabilità collettiva.